Per Terra in Tavola siamo a Brescia per l'assemblea provinciale dell'Unione Agricoltori di Brescia che raduna annualmente i suoi associati. Un'assemblea che ha fatto il punto sulla produzione bresciana, sui problemi dell'agricoltura bresciana in connessione con quella italiana. All'Assemblea, dopo la relazione del nuovo Presidente dell'Unione Provinciale Francesco Martinoni, sono intervenuti anche rappresentanti della Regione Lombardia e del Governo. Tra gli altri, il più importante intervento, quello del professor De Castro, che è il Presidente della Commissione Agricoltura nazionale, e ha portato anche i problemi dell'agricoltura e della questione del PAC e delle prospettive che si aprono e dei problemi che ci saranno per l'agricoltura nazionale, di cui quella bresciana è una parte molto importante. Il nuovo presidente, il dottor Francesco Martinoni, al quale chiediamo qual è la situazione oggi dell'agricoltura bresciana in rapporto al contesto nazionale. Grazie. Brescia a livello nazionale è sicuramente forse la prima provincia dal punto di vista produzioni zootecniche. Abbiamo una produzione zootecnica di 1.200.000 euro di prodotto lordo vendibile, in cui la parte della regina la fa il latte, seguito poi dai suini e dagli avicoli. Ci piazziamo quindi come latte sicuramente a prima provincia d'Italia. Abbiamo sorpassato i nostri fratelli cremonesi. In Lombardia si fa il 40% del latte italiano e Brescia in Lombardia è la più grande produttrice. Quindi abbiamo una grande produzione anche di derivati dal latte, di prodotti caseari. Abbiamo parecchi caseifici che lavorando il nostro latte fanno il grana padano, grande veicolo italiano all'estero, settore che sta crescendo in maniera molto soddisfacente, anche se i consumi nazionali tendono a ristagnare, l'export continua a crescere, quindi abbiamo una buona visibilità del futuro. Gli altri settori come suini sono sicuramente in sofferenza, vengono da 5 anni di prezzi bassi, abbiamo avuto una ripresa nella seconda parte dell'anno, ma direi che anche con i suini a livello lombardo siamo estremamente presenti. Sui polli poi siamo forse i più grossi produttori italiani come provincia. Dicevo prima nella mia relazione che solo Brescia produce uova più del Piemonte, tutto insieme, quindi siamo forti, abbiamo una forte zootecnia e speriamo che l'economia che ci circonda ci permetta di proseguire a guardare in là con una certa speranza che le cose migliorino. Accennato anche ad alcune produzioni non propriamente agricole o attività che sono collegate all'agricoltura ma che possono integrare il reddito delle imprese, e questo è anche interessante. Sì, ho accennato perché a Brescia, come dicevo, l'agriturismo si è molto sviluppato. È una realtà che ha più di 300 presenze solo fra i nostri associati. Approfittiamo del fatto di avere dei bei laghi nella nostra provincia, quindi il turismo anche estero approda nei nostri agriturismi. Abbiamo più di 4.000 posti letto e più di 10.000 posti a tavola, quindi una grossa realtà. A fianco dell'agriturismo c'è anche tutto il settore delle produzioni di nuove energie, che è partita in questi ultimi anni, è diventata esplosa direi nel 2011 e 2012. Abbiamo nella nostra provincia quasi 60 impianti di energia da impianti di biogas che di solito, anzi quasi sempre, si affiancano ad allevamenti o bovini o suini, perché ne sfruttano poi i liquami per la produzione
sia di energia elettrica che di energia calorifica. A proposito di bio, c'è anche una produzione biologica e anche una vostra posizione riguardo ad alcuni problemi circa la ricerca sugli OGM. Sì, sono due cose, come dicevo, che non vanno in contrasto. La ricerca dell'OGM deve proseguire, perché se no rimaniamo veramente l'ultima ruota del carro noi in Italia. Hanno tagliato fondi alla ricerca, il mondo va avanti e noi ci siamo fermati. È un grande peccato. Comunque l'OGM non cozza con quella che è invece la produzione biologica, sono due aspetti completamente diversi. Le produzioni di prodotti bio vanno bene in certi settori, ho accennato al vino, all'olio, alle verdure, alla frutta, addirittura la produzione di yogurt o formaggi, quindi hanno dei settori ben delimitati, sono delle nicchie di mercato che portano sicuramente valore aggiunto alla nostra azienda. E com'è stata l'annata agricola passata? L'annata agricola passata è difficile definirla, è stata un'annata dura perché quello che siamo riusciti a spuntare con i prezzi è stato eroso dall'aumento dei nostri costi di produzione, sia energetici che delle materie prime. Grazie. Onorevole Paolo De Castro, chiediamo quali sono i problemi posti dalla futura PAC in sede europea per i riflessi che ha sull'agricoltura italiana e bresciana. Beh, diciamo che siamo nella fase calda del negoziato. La Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, che io presiedo, ha approvato recentemente le sue controproposte, cioè la sua visione di una nuova PAC largamente modificatrice di quella che la commissione esecutiva del commissario Dacian Cioloș ci aveva messo sul tavolo. Meno burocrazia, più flessibilità, più strumenti di gestione del mercato. Queste le tre parole chiavi che ci hanno guidato in questo lavoro di controproposta, cercando di rimettere al centro l'impresa e il lavoro per rendere la vita più facile e non più complicata ai nostri agricoltori. Con questo obiettivo ci presentiamo in plenaria nel mese di marzo e poi inizieranno i triloghi col Consiglio per arrivare alla conclusione del negoziato, io credo entro giugno-luglio di quest'anno. Naturalmente la prossima PAC non potrà entrare in vigore prima del 1° gennaio 2015, che è anche l'anno in cui gli Stati membri dovranno poi decidere come applicarla con tutti i gradi di libertà maggiori che sono stati concessi agli Stati membri. Quindi mi auguro che il lavoro fatto dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo sia approvato nella sede plenaria per avere un mandato negoziale ampio e consentirsi poi di poter lavorare col Consiglio nell'interesse dell'agricoltura europea. L'agricoltura bresciana è molto interessata soprattutto, ma in particolare alla questione delle quote latte e anche di altre questioni legate alla zootecnia. Beh, nella PAC ovviamente ci sarà un regime relativo alle quote latte che consentirà un graduale abbandono sulle quote. Anche qui c'è molto da fare perché dovremo capire in che misura l'abbandono delle quote può generare difficoltà sul mercato e soprattutto a quei tanti allevatori che nel caso italiano si sono messi in regola, hanno investito nelle quote e che rischiano di perdere tutto quel valore accumulato. Come gestire questo passaggio? Il Parlamento fa delle opzioni introducendo una sorta di quota a livello nazionale, ma evidentemente andrà negoziata in Consiglio e qui invito la Confagricoltura e tutte le organizzazioni degli agricoltori a riflettere sulle proposte del Parlamento ed eventualmente come cambiarle, modificarle o adattarle a quelle che sono le specifiche esigenze della produzione lattiera italiana. Ecco, mentre invece non ci sono cose di questo genere per altri tipi di produzioni tipo quella vitivinicola, se non sbaglio. Caso del vino, i diritti di impianto, noi abbiamo votato il loro mantenimento fino al 2030, così come abbiamo votato il mantenimento delle quote zucchero, pur con alcuni cambiamenti importanti che comunque cesseranno anche lì, quindi il problema è soltanto il quando, ecco, se avere un decalage o meno. Io penso sotto questo profilo che anche per il latte, soprattutto dopo le novità introdotte dal pacchetto latte, penso alla programmazione produttiva nel settore dei formaggi, occorre guardare con molta attenzione al lavoro del Parlamento. Grazie.
e per Terra in Tavola con gli interventi del Presidente dell'Unione Agricoltori di Brescia, del Professor De Castro e di altri esponenti. Abbiamo fatto un esame dell'agricoltura bresciana in prospettiva nazionale e anche con le sue connessioni internazionali. E per Terra in Tavola è tutto.